Un video acquisito dalla procura di Sion documenta i primi 18 secondi dell'incendio divampato nella notte di Capodanno al locale Le Constellations di Crans-Montana. Le immagini mostrano una cameriera con bottiglie di champagne dotate di candele pirotecniche che avvicina una fiamma al soffitto. Il contatto con la schiuma fonoassorbente innesca il rogo, che si propaga rapidamente mentre la musica continua e nessuno percepisce il pericolo. La tragedia ha causato 41 morti e 115 feriti gravi. Gli inquirenti stanno verificando la conformità e la resistenza al fuoco del materiale acustico, possibile fattore determinante nella diffusione delle fiamme. Decisive anche le dichiarazioni del capo dei pompieri che ha escluso competenze specifiche sui materiali ignifughi. Svolta nel filone britannico del caso Jeffrey Epstein, la Metropolitan Police ha arrestato a Londra Peter Mandelson, ex ambasciatore negli Stati Uniti, con l'accusa di cattiva condotta in funzione pubblica. L'indagine riguarda la presunta condivisione, tra il 2009 e il 2010, di informazioni governative sensibili con Jeffrey Epstein. Al centro migliaia di email diffuse negli USA, relative a decisioni economiche strategiche dopo la crisi del 2008. Nessuna accusa sessuale, ma ipotesi di abuso d'ufficio. Il caso scuote il governo di Keir Starmer e segue il fermo del principe Andrea Windsor, aggravando la crisi istituzionale nel Regno Unito. La visita del presidente Sergio Mattarella a Niscemi segna un passaggio chiave dopo la frana che ha causato 1500 sfollati. Dopo il sorvolo sulla zona rossa, il capo dello Stato ha incontrato cittadini e famiglie costrette a lasciare le proprie case, ribadendo la vicinanza delle istituzioni. Tappa anche alla scuola Mario Gori, dove sono ospitate classi trasferite da edifici inagibili. Intanto proseguono gli interventi coordinati con la Protezione Civile. Sul fronte economico, sono in pagamento contributi per circa 440 famiglie, con fondi già stanziati per 1 milione di euro. La visita segue quella della Premier Giorgia Meloni, confermando l'attenzione nazionale sull'emergenza.